Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net. Dunque andiamo a vedere cosa è successo nelle ultime ore. È importante avere momenti di incontro, trovare soluzioni ai problemi, e la soluzione non è la guerra, ma tornare al dialogo e costruire cammini di pace. È quello che ci ha insegnato i nostri avi e che continuiamo a fare, aprendoci a un mondo in cambiamento, ma che ha bisogno di costruttori di pace, aiutando le persone nel momento delle difficoltà. Ne è convinta Anna Micelli, sindaca di un minuscolo comune di una vallata friulana, per la precisione è quel di Resia, dove si parla un dialetto russofono, gemellato con una cittadina non distante da Mosca, Friaznino, e tuttavia vengono accolti anche profughi ucraini. Ed ora cambiamo completamente argomento, parliamo di trapianti e situazione per quanto riguarda i vaccini. Vicegovernatore Riccardi, i dati presentati oggi a Udine dimostrano ancora una volta che il sistema dei trapianti di questa regione è uno dei più avanzati in Italia. Beh, c'è da essere orgoglioso dei dati che naturalmente presentano una leadership indiscussa nel sistema nazionale. Questo è frutto del lavoro dei professionisti, dei loro collaboratori, della struttura del servizio sanitario pubblico di questa regione che ancora una volta dimostra questo, ed è anche il frutto di una collaborazione molto forte col sistema delle associazioni che consentono una cultura del dono che è estremamente importante, perché altrimenti risultati come questi non si raggiungerebbero e soprattutto dobbiamo tenere conto che questi sono risultati in tempo di pandemia. Abbiamo visto come il sistema non abbia tenuto e nonostante il Covid questo lavoro a beneficio della salute delle persone sia proseguito. Cambiamo completamente argomento. Mentre il caro energia costringe diverse fabbriche energivore a spegnere i propri impianti, un'azienda friulana, la PMP Group, accende un nuovo impianto fotovoltaico da 1 milione di kilowatt anno, destinati per l'80% ad autoconsumo, che, come precisano in azienda, consentirà un risparmio di circa 460 tonnellate di anidride carbonica. Si tratta di un investimento green dell'industria di Coseano, che rientra in un piano di sviluppo pluriennale da 30 milioni di euro e che è entrato in funzione in questi giorni. Andiamo a chiudere con i numeri del Covid in Friuli, Venezia, Giulia. Per quanto riguarda la giornata odierna, 10.076 test e tamponi sono state riscontrate, 748 positività pari al 7,42%, 5.029 tamponi molecolari, 328 nuovi contagi, 6,52%, 5.047 invece i test rapidi antigenici, 420 casi pari all'8,32%. Le persone ricoverate in terapia intensiva rimangono 9, i pazienti in altri reparti calano a 145. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 4 persone tra i 58 e i 90 anni. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash notturna. Grazie come sempre per la visione all'ascolto. Vi ricordiamo che le altre notizie le potete trovare sul nostro sito friulitv.net o altrimenti sulle nostre pagine social. Alla prossima! Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.